Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi vediamo, da come avete visto la mascherina principale, un giro di Sibille per la domanda avrò un incontro con lui e chiaramente vedremo i nostri tre mazzetti canonici. Bene, mischiamo le carte, mischiamo le nostre belle Sibille e vediamo cosa dicono oggi le Sibille per aiutarci un attimino a vedere se avrò un incontro con lui. E voilà, facciamo i nostri tre belli mazzetti. Primo, 1, 4, 5, mettiamolo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E mettiamo via il nostro mazzetto. Facciamo i nostri tre mazzetti. Vedete? Il primo mazzetto, il secondo mazzetto e il terzo mazzetto. Concentratevi bene, pensate numero 1, numero 2 e numero 3. Concentratevi bene alla domanda avrò un incontro con lui. Bene, partiamo col primo mazzetto. Le Sibille ci dicono il primo mazzetto che la prima carta artista, seconda carta sospiri, terza carta fedeltà, quarta carta pensiero e quinta carta belvedere. Chiunque abbia scelto il mazzetto numero 3, cioè numero 1, scusate, riprendo artista, sospiri, fedeltà, pensiero, belvedere. Allora, molto probabilmente l'incontro ci sarà, perché vediamo che è una persona di grande talento, voi state sospirando, ma la vostra fedeltà, anche se vi darà dei pensieri, col belvedere, alla fine ci sarà qualcosa di importante. Quindi io penso che con artista e belvedere in finale, tutto questo che è interno con la carta della fedeltà, la cosa andrà a buon punto, cioè a buon fine. Praticamente avrete sicuramente un incontro con lui, col vostro lui, anche perché vi fa sospirare questa cosa e vi mette in pensiero. Ma il belvedere è una garanzia, perché avete artista di partenza, quindi nel mazzo numero 1 con l'artista che si vede che è una persona intelligente, curata, estroversa, di classe, voi sospirate, restate sempre fedele, anche se siete in pensiero, ma vi darà una garanzia il belvedere, perché state aspettando e avete delle notizie di una persona in arrivo. Quindi nel primo mazzetto io dico che sicuramente lui arriverà e avrete un buon incontro. Bene, quindi propositivo la prima carta, primo mazzetto. Vediamo il secondo mazzetto. Dottore, giovane fanciulla, viaggio, la riunione e il nemico. Allora, nel primo mazzetto abbiamo visto che la cosa è molto in là, molto fattibile. Nel secondo mazzetto invece vediamo un po' più di difficoltà, Vediamo bene le carte, ripetiamole bene. Il dottore, la giovane fanciulla, il viaggio, la riunione e il nemico. Allora, partiamo subito che c'è un pochettino di problemi con lui. Vediamo che deve intervenire qualcuno di molto potente per cercare di mettere a posto la cosa. Voi siete in sospiri, siete sempre in afflizione per questa situazione. Vediamo anche che sto tizio è un tipo che gli piace viaggiare, cambiare, ma alla fine avrete una riunione che però devo dire che con il nemico dietro alle spalle e col dottore di partenza, insomma la situazione non sarà facile, non sarà facile perché ci sarà sempre qualcuno che remerà contro. Quindi attenzione, anche se pensate di avere una riunione, attenzione perché il nemico lavora sempre contro di voi e la partenza col dottore, anche se interverrà una persona per mettere a posto le cose, non lascia ben presagire. Quindi io direi che nel chi ha scelto il secondo mazzetto la faccenda si mette un pochettino in pericolo da questo signore che ha alle spalle, che potrebbe essere anche qualcosa di spirituale, di qualcosa che non è tangibile, nel senso che non ve ne accorgete. Quindi secondo mazzetto io direi che la situazione è incerta, ma è più no che sì, è un ni, è un po' un ni. Vediamo il terzo mazzetto, quindi il primo mazzetto molto bene, il secondo mazzetto così così, e il terzo donna di servizio,
militare, morte, gelosia e malinconia. Qui la situazione, insomma, se nel secondo mazzetto quasi quasi c'era la possibilità, qui partiamo con una buona donna di servizio, poi vediamo che sto tizio ha dei segreti, è anche un tipo molto deciso che le cose le vuole chiudere, e anche geloso di voi, sì, è geloso di voi e voi restate in malinconia. Quindi nel terzo mazzetto, anche se voi siete servizievoli, no, resterete sempre un po' delusi da questo personaggio, anche se bisogna ammettere che è geloso di voi. Quindi ha dei segreti, molto probabilmente ha delle cose che vuole chiudere col passato, è geloso di voi e vi lascia un po' in malinconia, un pochettino deluse. Quindi se avrete un incontro con lui sicuramente ci sarà qualcosa, ma non sarà performante, non sarà niente di buono, per il semplice fatto che è un personaggio non ambiguo, diciamo, ma piuttosto duro, che vuole chiudere molte cose, ha un passato, ha qualcosa che non è, diciamo che ci sono più ombre che luci, e quindi anche se lui è geloso di voi vi do un consiglio: lasciate stare, perché vi lascerà sempre un gusto amaro in bocca. Bene, cari amici, riprendiamo un po' la situazione. E cari amici, allora, nel primo mazzetto abbiamo visto con queste bellissime carte, belvedere, pensiero, fedeltà, artista e sospiri, che la situazione è molto positiva. Nel secondo mazzetto abbiamo visto che col nemico, la riunione, il viaggio, il dottore e la giovane fanciulla, la situazione non è tanto per la quale, e nel terzo mazzetto secondo me è meglio che non puntate molto su questo lui che volete incontrare, quindi vi sconsiglio di attenderlo o sperare in questo lui. Bene, cari amici, per oggi il Marietto Veneziano vi ha dato questo giro di Sibille. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di The Garden del Marietto Veneziano, di venirci a trovare sui social che vedete in descrizione qui sotto. Se volete lasciare dei commenti o delle domande per delle risposte nelle Sibille, fatelo pure tranquillamente nelle descrizioni qui sotto e cercherò di accontentarvi. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!